signora, ma che è successo a questa casa? No, io sono scampata all'attentato del Taj Mahal, quello che c'era stato Taj Jamal, come si dice? Qua viene fuori a fragola, e voglia Molière. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Qui con me è un ragazzo a dir poco carino, Stefano Rapone. Stefano, ciao. Come va? Bene, bene, non c'è male, tu stai bene? Ma sì, dai, sto bene, sono contento. Oggi, insomma, una bella puntata, sì. C'è da essere contenti. C'è un po' di reflusso. Come al solito, quindi... mi dispiace. Sì, ma là so. non riesci proprio. Torna sempre. Però ora sto provando una cura alternativa, una cosa nuova. Che stai facendo? Sto usando l'elettroshock. Dicono come che l'elettroshock? Sì, L'elettroshock? Sì, ho trovato questo per il reflusso l'elettroshock? medico, sì, sul deep web, che viene a casa mia ogni sera e mi fa l'elettroshock. Ma sei scemo? Ma che sei matto? Ma un medico vero? Non è che mo' ho chiesto le credenziali, l'ho trovato. Lui ti ha detto sono un medico del deep web, ti faccio elettroshock, e tu hai fatto dottore, sì. Certo, venga. Sì. E come va? Scusa, come va questo elettroshock? Guarda, va bene, però comunque mi costa tanto la bolletta e quindi... te credo che ti costa tanto la bolletta. Sì, quindi devo trovare un'alternativa vorrei vedere altri fornitori elettrici. Sì? Ho questa necessità impellente. Sì, però cosa ti ferma? Che dubbi hai? Che non sono capace di farlo, non ho qualcuno che mi consigli vai qui, vai lì, insomma. Ah, cavolo! Mi sembra che tu abbia bisogno di consulenza personalizzata, chiara e senza stress, che ti accompagni passo dopo passo per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Esattamente. Qualcosa su cui confrontare le opzioni in pochi minuti, vedere subito quanto puoi risparmiare e scegliere in totale sicurezza, senza costi nascosti o brutte sorprese. Ma chi te manna, mi viene da dire. Grazie che mi stai chiedendo. Qualcosa di gratuito, veloce e pensato per chi cerca risparmio, chiarezza e semplicità. È proprio quello che mi serviva. Dimmi, come si chiama questo portento? Ma si tratta di facile.it, ovviamente. Ti metto anche il link in descrizione, ci mancherebbe altro. Carica una foto, un PDF o inserisci i dati della bolletta, loro analizzano la tua bolletta e ti dicono se e quanto puoi risparmiare. Il servizio è semplice, veloce e gratuito. Incredibile, guarda, l'ho appena fatto, mi hanno già risposto. Bravissimi, sono efficientissimi, certo. Pensa, mi hanno detto che per risparmiare non devo più chiamare questo medico. E come farai? Me lo posso fare da solo l'elettroshock. Come l'elettroshock da solo? E come fai a farti l'elettroshock da solo? Sembra difficilissimo, no? Per farsi l'elettroshock da solo basta un click. Perfetto, eppure questa sera... Questa cosa l'abbiamo... Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, certo. Ma non è certo grazie all'elettroshock se siamo arrivati a fare tutte queste puntate. Certo, non è neanche grazie alla mia capacità di scelta di fornitori luce e gas. No, non è neanche per quello, deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi vi presento l'ospite di questa puntata, signore e signori, solo per voi Tony Servillo. Il microfono è già esatto, abbiamo fatto il vecchio tranello del microfono. Fatto la prima figuraccia. E quella, l'esclusivissima borraccia, è piena d'acqua deliziosa. Questa ce la regalate? Questa solo per gli ospiti. Se vedi qualcuno con questa borraccia è stato sicuramente ospite di Tintoria oppure è un parente, banalmente, che ha insistito molto. Intanto grazie mille di essere grazie qui a voi di avermi invitato. Grazie a te. Stefano si era preparato, mi sa, una bella domanda. Sì. E come stai? Bene. Non proprio benissimo, ma nel senso di salute mi sento un po' fiacco. Però bene. Di solito sono più tonico. Ma è il periodo, come mai? Non lo so. Ne parlavo oggi con mio figlio, dico mi sento un po' fiacco. Però bene, di umore sto bene.
Vuoi qualcosa? Posso... No, magari approfitto dopo, se vedo che voi avete le birre, mi bevo una birra pure io. Beh, certo, quella Sì, puoi, basta quando vuoi. in qualsiasi Però bene, momento. Sto bene. Stefano, mi sa si era anche preparato un'altra bella domanda Sì. tosta. Che hai fatto oggi? Allora, oggi io mi alzo molto presto la mattina. Non sono di quegli attori che dormono. Quindi mi sono alzato verso le 6, alle 7 mi sono, dopo tutti i riti mattutini, caffè, eccetera. Alle 7 mi sono messo alla scrivania e mi sono messo a studiare un copione, un po' banale però, insomma, è così. E poi nel primo pomeriggio sono andato a provare una serata che faccio domani all'Accademia di Santa Cecilia. Una serata, lo racconto, non so. Sì, dici. È una cosa che ho già fatto con l'orchestra titolare di Santa Cecilia la primavera scorsa a Massenzio. E adesso invece lo faccio, sono le 4 stagioni di Vivaldi. Vivaldi aveva immaginato che ogni concerto che si riferisce a una stagione dovesse essere introdotto da dei mottetti scritti in uno stile un po' metastasiano, no? Cioè, con quel gusto lì. Questi mottetti non sono altro che un gioco in cui vengono richiamate le onomatopee che ci sono nei concerti. Cioè, gli uccellini, i cani, la caccia, il caldo dell'estate, eccetera. La cosa bella è che domani sera a eseguire questi concerti è l'orchestra giovanile dell'Accademia di Santa Cecilia, quindi sono ragazze, soprattutto ragazze e ragazzi tra i 16 e i 19 anni. E oggi quando li ho visti suonare mi sono venuti i lucciconi, devo essere sincero, che erano incantevoli. Sarà che uno vive sto momento di merda che stiamo vivendo e vedi invece davanti una gioventù che suona una musica scritta 3 secoli fa e commuove. E quindi sono andato alle prove, poi sono tornato a casa e sono venuto qua. Ma tu Una giornata di lavoro. Beh no, beh, ma quindi ogni mattina ti svegli presto e subito leggi cioè ti prepari se per... c'ho un film, questo è un periodo strano perché questa legge del tax credit e questa scombinatissima legge sul cinema che ci penalizza ormai da una vita, penalizzano gli attori, i registi, i lavoratori. I film ci troviamo in una situazione in cui una volta si rimandavano, adesso si anticipano per riuscire a trovare i fondi e quindi avendo un film insomma che sarà anticipato mi sono messo a lavorare prima del tempo. Il lavoro di un attore è un lavoro fatto anche molto di metodo, quindi se non ti metti tutti i giorni, io poi ho l'abitudine di scrivere tutte le battute su un quaderno. E questo mi aiuta a memorizzare. Di solito lo faccio ascoltando la radio. È una cosa che ho copiato da Glenn Gould, perché vedevo che sentivo in un'intervista che Gould diceva che lui imparava, senza fare paragoni, per carità, però lui imparava Bach ascoltando i radiogiornali, in modo che aveva una memoria dissociata. Cioè non si concentrava troppo espressivamente su quello che stava imparando a memoria, l'espressione l'avrebbe rimandata al tempo giusto, no? E invece si tratta di immagazzinare meccanicamente quello che poi tu dovrai recitare. Tu quindi mentre ascolti qualcosa ti ricordi? Scrivo tutto, okay. mi scrivo tutto il copione, le battute mie, le battute degli altri. Infatti conosco abbastanza bene quando arrivo sul set le scene. C'è una battuta di Valerio Mastrandrea abbastanza bella in proposito, che abbiamo fatto più di un film insieme e una volta a una conferenza stampa gli chiesero come è stato lavorare con Servillo e lui ha detto è come lavorare con Adigos. Perché io gli dicevo ma se la 35 la facciamo così non mi torna sulla 27 che l'abbiamo fatta in un altro, insomma cerco di avere, perché sai a cinema
Il teatro c'ha questa bellissima opportunità che ormai hanno soltanto forse i grandi concerti di musica classica, cioè di vivere un'esperienza che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Noi invece viviamo un mondo dove siamo sommersi dagli frammenti, gli highlight, gli estratti, no? Invece tu a teatro fai un'esperienza che comincia, si svolge e finisce. E poi tutto quello che resta nel cuore dello spettatore. Lo spettatore lo elabora, un po' come leggere. Cioè sei tu che decidi il tempo dell'esperienza della lettura, no? A cinema tu puoi cominciare un film recitando le scene in cui muori alla fine del film, e quindi io credo che sia opportuno conoscere perfettamente il ruolo, che è una faccenda diversa dal personaggio. Cioè il ruolo significa dove sei tu nella storia, anche quando non ci stai. E allora questo studio è opportuno. Diciamo così ci arrivi con la forma mentis giusta per fare, cioè se devi morire già sai quello che è successo e è come se l'avessi vissuto. In qualche modo. Poi tutto viene smentito dalle circostanze, da quello che succede sul set, però in qualche modo tu, perché poi insomma, parliamoci poco, il controllo di un film ce l'ha il regista, l'attore illumina una porzione del film come un direttore della fotografia, come un grande musicista, un grande costumista, la illumina a partire dalle sue condizioni di personalità, di talento, se ce l'ha. E allora il modo per difendersi da questa composizione che va per frammenti è quella di avere l'arco di quello che succede in questa storia sempre presente. Che Valerio chiamava Adigos, perché sapevo sempre dove stavamo. Ma c'è stato qualche caso in cui tu hai detto, cioè rivedendoti, questa qui l'ho fatta, questa scena all'inizio e... Potevo farla meglio? Sì. È anche la ragione per cui non... Ricordo che da ragazzo quando sentivo gli attori che dicevano non mi rivedo mai, mi sembrava una civetteria, in realtà invece avevano ragione, perché è frustrante, un po' perché è come guardare una coppia che guarda l'album del matrimonio, no? Cioè è passato, è andata, cioè è inutile tornarci, perché sennò poi vengono su frustrazioni. Sì, appunto, può succedere, dici quella l'avrei fatta meglio, o lì ci sono arrivato male, oppure non sapevo bene che potevo arrivare in un certo modo a quella scena perché l'ho girata molto prima dell'arco del personaggio. Ma se per esempio in una situazione simile potessi correggerla con l'intelligenza artificiale, lo faresti? No. Dici, lasceresti anche quella di cui sei meno soddisfatto, però perché è naturale. Sì, a parte che io proprio non so proprio neanche da dove si comincia a utilizzare. L'unico sistema che ho in cui credo che involontariamente utilizzo l'intelligenza artificiale quando chiamo il taxi, perché ho visto che è molto comodo, cioè c'è un sistema con chiami il 37, com'è il numero di 3750 3570 lo chiami con WhatsApp e devo dire funziona, arrivano immediatamente, e quella è l'intelligenza artificiale, ma poi non so proprio da dove si comincia. Comunque la lascerei così. Ok. E a proposito del lavoro dell'attore, noi abbiamo avuto adesso la fortuna di vedere La Grazia, che è il nuovo film di Paolo Sorrentino che esce il 15 gennaio. Ci hanno invitato a vederlo in vista di questa puntata in uno studio, eravamo praticamente solo io e Stefano e un montatore con un sistema audio e video molto bello. C'è un bellissimo modo di vederlo. Qualcuno di noi due potrebbe aver pianto, non serve dire chi. No, adesso non serve che stiamo a puntare il dito. L'importante è che uno dei due ha pianto. Io ho riso, posso dire. Si ride anche. È vero, ci stanno ma perché si ride anche. Si ride anche. E un film in cui tu interpreti un presidente della Repubblica immaginario, italiana, italiana e immaginario, e un film in cui ci sei tanto tu, cioè ci sei proprio tanto tu. Per un film così, quanto la preparazione al film quanto dura? Cioè quanto tempo prima ti metti là a scrivere a mano le cose sentendo la radio, quanto tempo prima? Intanto, mi fa piacere dire che sì, il personaggio di Mariano De Santis, questo presidente, è un personaggio centrale nel film. C'è una straordinaria Anna Ferzetti, che fa mia figlia. Che fa piangere anche lei, questo lo dico perché c'è una frase che dice che
rimane esatto. un po'. E poi, come devo dire che questo lo dicevo a Paolo, cioè questo film per certi aspetti somiglia anche al Divo nella scelta del cast. Paolo ha scelto tutti formidabili attori di teatro che sono stati bravissimi, quindi tutto il cast è molto buono. La Grazia è stato scritto 3 anni prima di Partenope. Lo dico perché Paolo mi ha autorizzato a dirlo. Io stavo girando La Stranezza con Roberto Andò e avremmo dovuto girare dopo le riprese della Stranezza, 2 settimane dopo avremmo dovuto cominciare. Poi per una serie di ragioni, insomma, Paolo ha preferito fare un altro percorso, quindi il rapporto con questo personaggio io me lo porto da 3 anni, che è un vantaggio anche, perché me ne sono innamorato subito, appena Paolo mi ha dato la sceneggiatura. E poi sì, poi è accaduto un po' anche improvviso, perché io lo chiamo un giorno, così, perché ci sentiamo abbastanza frequentemente, e lui mi ha detto siamo pronti, giriamo La Grazia. E io ho sistemato il calendario e da lì mi sono messo a fare il lavoro che fanno tutti gli attori, insomma, poi non lo faccio solo io, lo fanno, cioè di lavorare sul personaggio, sul copione. Io poi credo molto nella qualità della sceneggiatura. C'è una frase bellissima di Eastwood, che è un grande regista, Clint Eastwood, che diceva che la condizione essenziale per fare un bel film è avere fiducia in quello che racconti. E io quando ho letto la sceneggiatura avevo molta fiducia nel personaggio e in quello che Paolo voleva raccontare. E per prepararlo, comunque il protagonista è un presidente della Repubblica vedovo che lavora con la figlia e quindi è difficile non pensare a Sergio Mattarella. Hai un po' guardato Sergio Mattarella oppure... No, anche perché voi l'avete visto il film, non c'è niente che poi fa pensare nel comportamento Effettivamente no. a Mattarella. Poi ho detto più di una volta che insomma sono diversi i presidenti della Repubblica italiani vedovi con una figlia che li segue, giuristi, questo è importante, grandi giuristi, e diversi sono pure napoletani. Ce ne sono diversi, quindi abbiamo guardato a più presidenti. Poi sicuramente dal punto di vista della simpatia umana abbiamo pensato a Mattarella perché ci piace. Ma Mattarella veniva tipo a vedere ogni tanto, faceva capolino No, peccato. No, assolutamente no. Però No. l'hai incontrato? No, Perché... mai. Ah. L'ho incontrato nelle circostanze ufficiali in cui lo incontrano tutti gli attori, Okay. ai David, cioè quando lui riceve il mondo del cinema al Quirinale. No, non l'ho mai incontrato. L'ho incontrato una volta, molti anni fa, a un premio Pirandello, perché fu lui a consegnarmelo ad Agrigento, ma una stretta di mano, ma insomma no, non l'ho mai incontrato Andreotti, non ho mai incontrato Berlusconi. È inutile che me lo domandi. Mannaggia. E fine, Mannaggia. puoi buttare il foglio degli appunti. Per me può finire qua l'intervista. No, non li ho mai incontrati, non mi è mai sembrato, anche perché poi io sono un pessimo imitatore, quindi non parto mai dalla curiosità mimetica, cioè cerco di dare di quei personaggi soprattutto l'aspetto simbolico, per cui lo spettatore attraverso quel personaggio si incuriosisce su un periodo storico che quel personaggio ha rappresentato, no? Mi ricordo quando Paolo mi disse voglio fare Andreotti, io dissi certo non sono un Adone, ma non sono brutto come Andreotti, cioè, sono poco meglio, e quindi ci fu un lavoro di maquillage, allora non c'erano neanche, insomma, poi il trucco ha fatto passi da giganti, ma io mi ricordo che per le orecchie a un certo punto mi misero una pasta dentifricio, cioè che, non lo so, una pasta che usavano i dentisti, e mi fece un'escoriazione su questo orecchio, sentivano le urla e poi trovarono il modo, però poi ci fu molta collaborazione, cioè questa grande sartoria che poi ha fatto anche
con Daniela Ciancio però ha fornito tutti gli abiti per la grande bellezza, le famose giacche gialle, rosse, la sartoria napoletana di Cesare Attolini. Il sarto si inventò queste camicie con un collo alto così, in modo che io già potevo, senza fare niente, dare l'impressione di essere un uomo senza collo, no? Era sufficiente che mettessi, ma poi per il resto non li ho mai incontrati. Credo che Sorrentino li abbia incontrati. Sì, forse ve l'ha anche raccontato. Andreotti ce l'ha raccontato. Sì, ma anche Berlusconi. Anche Berlusconi che mangiava il gelato. Sì, lui poi mi ha raccontato che Berlusconi gli voleva mettere a disposizione le ville, voleva collaborare alla sceneggiatura. Certo. Ovviamente. Però Paolo si è tenuto distante. Ma tu hai ricevuto dei feedback da parte, cioè almeno di seconda mano, di Andreotti e di Berlusconi riguardo la tua... Andreotti assolutamente no. Di Berlusconi qualcuno sì. Che ti ha detto? No, ma non da lui personalmente. Qualcuno vicino a lui ha detto è esattamente come lui. Okay. E io da attore l'ho interpretato come un complimento. Beh, certo. Qualcuno molto molto vicino a lui. Ho capito. No, con lui non ho mai avuto rapporti. Ma quando Paolo Sorrentino ti ha detto voglio farti fare appunto Andreotti e poi Berlusconi, la tua prima reazione qual è stata? Cioè proprio anche di... Berlusconi, Andreotti, il divo, era talmente bella la sceneggiatura, è talmente bello il film ancora, secondo me. Io penso che forse La Grazia scalzerà nei nostri cuori il divo, ma il divo è il nostro film preferito dei 7 che abbiamo fatto insieme. La Grazia sta in una buona, poi lo direte voi, lo dirà il pubblico quando lo vedrà. No, Berlusconi invece la mia reazione fosse no, ma si pazza, ma che facciamo Berlusconi? Fu una reazione, e poi invece mi convinse la sceneggiatura, mi convinse molto questa idea che forse non si è apprezzata così tanto quando poi nella distribuzione il film è stato presentato in 2 parti, perché io vidi un primo montaggio intero di tutto il film e mi piaceva molto l'idea che il personaggio si annunciasse senza vederlo per tanto tempo, ma questo lo apprezzavi soprattutto quando poi il film era tutto unito e a un certo punto arrivava lui, no? Questo forse vedendolo in 2 momenti separati vabbè. Ma invece c'è qualche personaggio e tu dici questo qua non lo farei mai, di questi potenti no, io cioè, intanto mi è capitato di farli, non li ho cercati io, io non amo particolarmente fare personaggi realmente esistiti, perché per l'attore sono una zavorra, cioè tu devi... Prendi il caso di Andreotti, un personaggio quasi familiare, che la gente ce l'aveva in casa, stava in televisione continuamente, Forattini ne aveva fatto una specie di epopea. I francesi, mi ricordo quando andammo a presentare il film a Parigi, non ci potevano pensare, cioè non riuscivano a capire che era sto Telegatto, perché Andreotti ne aveva 27. Certo. Cioè neanche Corrado, Pippo Baudo hanno vinto tanti Telegatti, certo, come lui. E lui ce li aveva tutti quanti sul camino in bella mostra, perché credo che nel film si vede, poi Paolo li ha visti e li ha rimessi. Quindi lavorare su un personaggio significa combattere con l'idea che il pubblico già ha e devi vincere quell'idea, no? Mentre invece fare un personaggio di fantasia è molto più eccitante. Ecco, Mariano De Santis è un personaggio che seppure può avere degli addentellati con alcuni presidenti della Repubblica italiani, però è un personaggio della fantasia di Sorrentino. Insomma. Io preferisco. A noi piace partire dall'inizio e preparandoci per questa puntata abbiamo visto altre tue comparsate in altri podcast, abbiamo letto interviste e si percepisce quanto tu sia innamorato da sempre ancora del teatro, quindi io vorrei tornare al te giovane Ad Afragola che inizia a fare teatro a Caserta. Ho cominciato a Caserta. ad Afragola ho vissuto fino ai 5 anni. Allora a Caserta, chiedo scusa,
facevi teatro con che prospettiva? Io non mi ero mai immaginato nel mondo del cinema, devo essere sincero. Infatti il mio primo film è stato Morte di un matematico napoletano con Mario Martone, sfioravo i 40 anni. Poi L'uomo in più ne avevo, credo, sì, forse 40, adesso poi con le date non vado molto d'accordo. Quindi mi sono sempre immaginato dentro il teatro. La prospettiva, insomma, è difficile. Ci muovevamo in un movimento di giovani che facevano il teatro in tante parti d'Italia e che guardavano al teatro rompendo certe forme accademiche del teatro che risultavano stantie, noiose. Quindi cominciammo a infilare dentro al teatro la danza, le arti performative, certa musica, le arti figurative. Insomma, ci avvicinammo al teatro con un atteggiamento un po' iconoclasta, cioè con un atteggiamento, e sono stati anni meravigliosi. Dopodiché il percorso, vabbè, insomma, è stato molto lungo, con tante cose, però io non ho mai considerato il teatro un'anticamera per il successo cinematografico. Cioè, non potrei non fare, non ho mai saltato una stagione teatrale. Anche quest'anno sono in teatro, mi sto annoiando però. No, ma che scherzo. No, non lo so. No. Questo a noi... Sono in teatro sempre, cioè non potrei, cioè il teatro è il luogo dove l'attore ha una relazione intima col suo mestiere, materiale, fisica, quotidiana. Io ho avuto la fortuna di fare degli spettacoli che sono stati replicati per 300-400 volte per 3 anni, quindi tu stai 3-4 anni di tournée in Italia, in tutta Europa, in America, vivi un'esperienza che impatta fortemente con la tua vita, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Però è quella condizione dove tu verifichi il tuo mestiere con il pubblico tutte le sere, che è essenziale alla natura, nutre proprio il mestiere dell'attore. La memoria, le relazioni con gli altri che si possono discutere sera per sera. Il cinema è un'avventura straordinaria per un attore, ma si limita a quelle 8 settimane di ripresa. In Italia, insomma, il film si arriva a 12. Invece sono proprio pezzi di vita se riesci a fare delle lunghe tournée che ti accompagnano. Io cito spesso una frase di Marlon Brando che trovo molto bella, che diceva: il teatro è degli attori, il cinema è dei registi, la televisione è dei residui. E trovo che sia molto vero. Trovo che sia veramente molto vero. Poi lui parlava di una televisione degli anni 50, 60. La televisione è molto cambiata, ci sono delle cose molto belle nella televisione, però la nobile arte del recitare è una faccenda teatrale. Ti ho anche sentito dire che appunto per fare il lavoro dell'attore e ripetere sempre lo stesso spettacolo per decine, centinaia di volte, bisogna essere ossessivi, cioè che il lavoro dell'attore è un lavoro ossessivo. Questa cosa mi incuriosisce molto, perché anche nel nostro piccolo, quando facciamo il nostro spettacolo, stiamo là da soli a fare 50 volte la stessa replica. E quindi in che senso l'ossessività è di supporto alla recitazione? No, l'ossessività credo che sia un atteggiamento che viene dalla passione, che non riguarda soltanto noi che stiamo su un palcoscenico, riguarda tutti quelli che fanno un mestiere amandolo, no? Poi noi abbiamo la fortuna di fare quello che... Però la replica non è una ripetizione routiniera, è un mettersi in gioco tutti i giorni. Il fascino del teatro consiste non solo nella qualità della resa dello spettacolo, ma anche nella possibilità che una giornata ti offre, insomma, non vorrei
Vabbè, questo, troppo complicato. questo però per noi è Sì. interessantissimo. No, quindi- no, che ti offre di drammatizzare l'evento. Cioè il teatro porta in scena qualcosa che è riferibile ai contenuti della commedia, del testo che stai rappresentando, ma qualche cosa che con il testo e la commedia possono non c'entrare niente e che sono legati a quella sera in cui quella commedia e quel testo si manifesta, e che sono fatte di una quantità di variabili che sono legate a come sta l'attore, come ti percepisce il pubblico, che è successo in quella città in quel giorno, cosa sta succedendo in quel paese, che drammatizzano l'evento e che rendono, proprio perché è drammatizzato quell'evento risulta unico. Quindi non c'è mai una replica che è uguale a se stessa, mai, perché tutte le sere può accadere qualche cosa che ti fa capire meglio quello che stai facendo e ti fa capire anche meglio il testo che stai interpretando. Cioè io ho fatto degli spettacoli che hanno fatto 300 recite, ma come lo eseguivamo nelle prime 50 e come l'abbiamo seguito nelle ultime 300, da 350 a 400, c'è una differenza abissale che proprio cresce. Ovviamente se c'è un controllo ossessivo sulla qualità della resa tutte le sere. E da persona... Non c'è cosa peggiore di vedere un teatro routiniero. È Sì. la cosa per cui i ragazzi non ci vanno a teatro, perché c'è una grande quantità di brutto teatro, che o è un teatro che amministra uno squallido narcisismo, un talentuccio a buon mercato, o ammansisce messaggi, o dal palcoscenico è come se tu volessi dire io ho capito qualche cosa che tu non capirai mai. In realtà la condizione ideale per uno spettatore quando esce da uno spettacolo è che ha voglia di fare l'amore, cioè di uscire talmente contagiato da questa sintesi della vita, da questa festa dei sensi e dell'intelligenza insieme. Perché questo è il teatro, è una cerimonia in cui si esalta in un'atmosfera festosa, vitale, i sensi, che è un fatto erotico il teatro, i sensi e l'intelligenza. Ma questo... bello, infatti. È molto bella questa cosa. Diciamo, poi noi siamo più abituati a frequentare il teatro, ma per spettacoli comici nostri colleghi, eccetera, quindi non abbiamo molto il polso della situazione di com'è invece del teatro più, diciamo, drammatico. In un certo Io ho senso. fatto anche tanti spettacoli con un quoziente comico importante, cioè per esempio il teatro di Edoardo o di Molière è un teatro, in particolare Molière, ma poi Edoardo secondo me, ma questo è un altro discorso, è il Molière italiano. Sono autori che piglia Tartufo di Molière, questo genio nel 600 divina con un anticipo di 3-4 secoli la psicanalisi o perlomeno la psicologia del profondo, ma lo fa su una giacitura comica, cioè lo mette su un materasso di comicità, perché è la storia di un cornuto, quindi la gente ride a crepapelle. Ma anche Sabato, Domenica e Lunedì di Edoardo De Filippo, la gente rideva a crepapelle, ma sotto però viaggiava qualcos'altro, no? Quindi io non ho niente contro, anzi, cioè le esperienze più belle di palcoscenico sono quando tu senti che ti ritorna una risata felice, no? che ha messo probabilmente in moto quel meccanismo erotico con la sala, no? Contagioso. Sì, non era più per dire che, cioè, monologhi, noi siamo abituati a vedere appunto gente che fa monologhi piuttosto che vedere appunto una compagnia teatrale, ma per questo volevo chiederti proprio per curiosità quanto è cioè questo brutto teatro di cui tu parli, quanto è diffuso in relazione invece a un teatro buono, cioè qual è la proporzione? No, guarda, te? c'è tanto teatro che viaggia sui tir per le autostrade d'Italia con scenografie enormi che non servono a niente, invece sarebbe molto più importante formare degli attori bravi, no? Pensa da quanti anni noi non abbiamo in Italia un ragazzo di 23, 24 anni, 25 anni che per noi
per noi recita Amaleto. Non ce l'abbiamo, ma da anni e anni. Invece teniamo queste scenografie gigantesche, effetti speciali. Questo è un aspetto del brutto teatro che non fa bene al teatro. E poi la dimensione routiniera, cioè a volte vedi delle compagnie di depressi che cercano nel teatro una scappatoia per la loro depressione, e uno dalla sala si domanda: ma si tiene tutta sti cazzo, stata a casa, no? Perché me la vuoi scaricare addosso, no? E ripeto, io penso che il teatro, d'altronde io mi sono innamorato del teatro in vari modi, però non posso non ricordare che da ragazzino assistetti a una recita del Campiello, non quello di Streller, era un'altra edizione, però io non capivo niente, perché è una commedia di Goldoni recitata tutta in dialetto veneziano, ma la gioia di sentire questa lingua meravigliosa di queste donne, queste servette, queste signore che si affacciavano dai balconi e si parlavano, era una tale festa di suoni, di corpi, di erotismo, insomma, dovrebbe soprattutto comunicare quello, ma soprattutto poi in questo momento, il teatro c'ha... io ricordo che io ho fatto, cioè purtroppo non l'ho finito, ho fatto un film con Theo Angelopoulos, grande regista greco, che purtroppo è morto sul set perché investito da una moto, lui non si metteva, giravamo di notte, non si metteva i catari frangenti, una moto là. E questo film era girato ad Atene in pieno periodo di crisi economica. Atene era una città, i teatri erano pieni così, perché la gente sentiva la necessità di partecipare a questa cerimonia, più che a è più giusto la parola cerimonia secondo me che rito, in cui ci si sente vicini, si condivide, si sta vicini. E il teatro dovrebbe unire, anche se poi è capace di parlare a uno spettatore singolo, però, ma poi è un'assemblea, è proprio, cioè, è uno dei pochi luoghi in cui democraticamente ci si riunisce in un'assemblea. Allora, un conto è che in questa assemblea tu prendi le parti di quello che sa tutto, e allora il teatro si fa del male. Un conto invece in cui suggerisci al pubblico: ma guarda, questo sta dicendo qualche cosa che mi riguarda profondamente, no? È un'assemblea in cui il pubblico ti delega a testimoniare un contenuto profondo che sta dentro un testo. Il testo va immaginato come un esplosivo. E tu devi accendere la miccia tutte le sere e devi fare esplodere il testo in sala. Se questo accade, il teatro ha un senso. Quale che sia il testo che metti in scena, quale che sia il genere comico. Io ho visto dei grandi comici per il passato fare anche delle serate da soli, e sono state delle serate di teatro bellissime, quindi non è che faccio una distinzione di generi. Ma tu il momento in cui hai detto io mi metto in gioco e faccio anche io questa, mi metto a fare l'attore, ti ricordi quando è stato la prima volta che proprio ti sei Guarda, cimentato? Lo racconto spesso, non vorrei annoiare perché l'ho già raccontato tante volte. A noi non brevemente. Sì. A Napoli c'è la tradizione a Natale di guardare in televisione a Natale in Casa Cupiello, no? E noi bambini lo guardavamo a casa di mia nonna da Fragola, e ci mettevamo davanti a sto televisore in una sorta di piramide dove davanti stavano i più piccoli, poi man mano c'erano le cugine un po' più grandi, poi le zie, gli zii zitelli, le zie paranomiche, le mamme insoddisfatte, le nonne schizzogene, no? Io che stavo in cima con i più piccoli a guardare in televisione queste cose, vedevo in queste commedie sti cugini un po' cabunatielle, cioè un po' scemi, queste zie insoddisfatte,
questi padri ignavi. Mi giravo dietro e dicevo, ma chi se stanno tutto quanto a da me? Cioè, no? Me li vedevo alle spalle e lì credo di aver avuto una ferita per cui si è confuso dentro di me il mondo come teatro e il teatro come mondo. No, vai. No, perché prima hai citato le... Io ho visto delle puntate prima di venire qua molto divertenti, non vorrei questa è bellissima, però non vorrei farvi due coglioni così. Per noi è bellissima, noi appunto la facciamo per noi. Ma anche sta piacendo anche a loro, ma noi facciamo la domanda me lo auguro. Sì. No, che volevo dirti? No, tu hai accennato alla scena off di quel periodo. Ti volevo chiedere se ci vuoi un po' parlare com'era quando avevi appena cominciato, quindi a Roma eri, quindi se non sbaglio. No, c'era, insomma, sarebbe un argomento molto vasto, ma c'erano delle compagnie straordinarie, magazzini criminali, la Gaia Scienza. C'era, ripeto, non voglio dilungarmi troppo su questo aspetto, ma insomma c'era un momento in cui le arti sul palcoscenico si riunivano tutte quante. Questo accade spesso poi nelle storie dell'arte, non solo performative, anche delle arti visive, della musica. Però quello fu un momento in cui una gioventù cominciò a mettere insieme diversi linguaggi per portare sulla scena italiana un teatro nuovo. Quindi era un momento molto libero. Le istituzioni ascoltavano, a differenza di oggi, sostenevano sia a livello comunale che a livello regionale che a livello ministeriale. C'era una distribuzione per chi voleva cominciare, c'era un organismo che si chiamava Ente Teatrale Italiano, da cui si andava a bussare continuamente e a un certo punto cominciavano a farti fare delle repliche. Questo creava le condizioni per cui dei giovani si potessero mettere insieme e dire la loro. Oggi invece, in cui il mercato è entrato in maniera a gamba tesa proprio anche nel nostro mondo, io dico sempre ai giovani: non vi mettete nelle mani di qualcuno che decide per te quello che devi fare, decidete voi quello che volete fare. E in quegli anni tutti quelli che si esibivano su un palcoscenico erano le persone che avevano deciso esattamente quello che volevano fare e si mettevano alla prova. Poi c'è chi è rimasto indietro, chi è andato avanti, come accade in tante cose della vita. Io intanto ho una domanda tecnica di scenografia. Ti abbiamo messo questo cubo troppo vicino? Vuoi che te lo allontano un po'? No, va benissimo. Io magari me la bevo, un po' di birra me la bevo. Si può avere per favore una birra? In arrivo. Hanno detto che si può chiedere. Sì, si può, si deve, anzi ci fa piacere. Intanto io faccio la domanda lunga così puoi bere dell'acqua. Hai detto che stamattina hai studiato un copione. Io immagino che a te di copioni te ne provino a far arrivare comunque tanti, però immagino che ci sia un filtro. Tu non puoi leggere tutto quello che la gente vorrebbe far leggere. Questo filtro chi è? Cioè, come fai a scegliere? Chi è la persona che dice: sai che questo lo potresti leggere, sai che questo è proprio lascia perdere? C'ha un nome e cognome, si chiama Angelo Curti ed è un... Io fatico a dire che sia il mio agente, anche se in realtà poi fa anche questo lavoro per me, ma in realtà ci conosciamo da quando avevamo 18 anni, abbiamo fatto 40 anni di teatro insieme e io non ho mai immaginato che potesse essere un'altra persona se non lui, la persona con cui discutevo quello che avremmo fatto a teatro e quello che avremmo fatto a cinema. Per cui se io non riesco a leggere tutto, lui legge a volte delle cose e poi mi dice questa proprio no, questa sì. A volte poi ci scontriamo anche sulle cose, a volte io la penso in un modo, lui in un'altra, però devo dire con assoluta sincerità che è una persona che è stata ed è importante nella mia vita da questo punto di vista. Grazie. Auguri Stefano, allora. Auguri, grazie. Che ha portato tutte cose buone, salute. Che a proposito di no, che tu hai detto delle sceneggiature, ci diceva Paolo Sorrentino che inizialmente a lui gli dicevi di no. No, io avevo, allora, quando che io ho fatto il primo film con Mario Martone, era Morte di un matematico napoletano, che era un film che nasceva
all'interno della nostra compagnia teatrale, Teatro Uniti. Quindi come noi abbiamo cominciato a fare un teatro in maniera indipendente, siccome ci siamo formati per ragioni generazionali vedendo soprattutto il nuovo cinema americano e il nuovo cinema tedesco, e quindi appassionati spettatori di cinema, diciamo proviamo a fare anche un film in maniera indipendente, ed è stata un'idea soprattutto di Mario Martone, che poi ci ha coinvolto tutti, però io continuavo col teatro. Stavo mettendo in scena il mio primo Molière. Fare una regia di Molière è una cosa che insomma per un uomo di teatro è uno scoglio impegnativo da affrontare. Poi era Il Misantropo, e quindi con un atteggiamento anche un po' antipatico mi arrivava questa sceneggiatura e io dicevo: ma che me la fotta a me di questa sceneggiatura, l'uomo in più, io sto facendo Molière, Il Misantropo. È un po' antipatico, quello snobismo che hanno i teatranti. Fin quando proprio Angelo Curti e qualcun altro disse: no vabbè, ma non lo leggere, l'abbiamo dato a Peppe Lanzetta. Io immediatamente dissi: fatemelo leggere a me. E andò così. Lo lessi, lo trovai subito bellissimo. Paolo poi frequentava il teatro e quindi mi aveva visto a teatro. E poi comunque con questa collaborazione hai anche partecipato, sei stato protagonista del film che ha vinto l'Oscar. E sì. Questo, cioè, com'è stato andare poi alla cerimonia? Guarda, io di quella serata, cioè perché io recitavo a Bari, ho una paura fottuta di volare, però volo, e quindi mi mettono in una macchina, mi portano a Fiumicino, mi caricano su un aereo, e destinazione Los Angeles, con scalo a Chicago. Mi ricordo ancora il comandante dell'aereo di Chicago, che da Chicago andava a Los Angeles con un hamburger in mano, ci guardò e disse dal gate, disse: come on, dice te, a posto, come on. Se il comandante dice come on. Arrivo a Los Angeles, cerimonia. Quello che mi ricordo con molto affetto è che una volta che siamo poi andati dietro le quinte, Paolo teneva l'Oscar in mano, mi ha guardato e ha detto: tu, in napoletano, poi non so, lo traduco, tu credivi tu iro vomere e tu la fraola. Come dire, avresti mai immaginato, io del Vomero, che è un quartiere su una collina di Napoli, e io ancora a Fragola, che saremmo arrivati. E poi dopo, il giorno dopo, ho preso un aereo e sono andato a recitare a Padova. Quindi è stato... Ammazza, subito così. Sì, proprio una cosa rapida, intensa, bellissima, naturalmente. Ma non c'avevi il jet lag dopo tutto sto... Ricordo che sono arrivato nell'albergo a Padova, ho chiesto 3 toast e 3 birre. Per garantirmi un sonno lungo. E poi sono andato a teatro, non so com'è andata quella sera, ma sarà andata bene, anche perché lo sapevano quello che era successo, quindi lo spettacolo si portava dietro tutta la faccenda dell'Oscar. Però è per me esemplare un po' della mia vita, cioè io ho vissuto quel momento che così bello, così inimmaginabile, in mezzo a una tournée teatrale. Bari, Padova. E in mezzo a Los Angeles, come usa di solito, come ti chiudono i tour e poi fai a Los Angeles. Guarda, a me è capitato di fare degli spettacoli a New York, di sciogliere la compagnia e di dire: ok ragazzi, ci vediamo fra 3 giorni a Campobasso, perché questo è il teatro, cioè c'è questa... Sì. Cioè io avevo il camerino, noi abbiamo fatto la trilogia della villeggiatura al Lincoln Center, quindi non proprio in un teatro. E il camerino a fianco al mio c'era, perché il Lincoln Center c'ha molte sale, il camerino accanto al mio c'era Whitney Houston che presentava un disco. Io ricordo che poi io rientravo dallo spettacolo, lei rientrava dal suo concerto, e io ricordo tenerissimo che lei era al telefono e chiamava la madre. E io capii che diceva: mamma, è andato tutto bene, hanno applaudito, le canzoni piacciono. E dopo 10 minuti ho detto agli attori: vabbè, voglio noi ci venimmo a Campobasso.
Questo è lo spettro molto concreto della vita. Il più classico dei voli New York-Campobasso. Esattamente, dalle uno al giorno credo direttamente, ne parta. dai grattacieli alle mucche, con tutto il rispetto del Campobasso. Certo, che salutiamo, città a noi amica, comunque sia da sempre. Invece con un bel teatro si facevano le stagioni, si fa pure Campobasso. l'ambiente quello c'è dell'Oscar, c'è tutta quella sala lì com'era? Allora, quello che mi ricordo molto divertente è che loro non vogliono, quando fanno gli stacchi sul pubblico, che ci siano vuoti in sala. Ma io questo non l'avevo capito. Per cui sui bordi della sala c'erano delle comparse. Cioè della gente vestita con gli smoking, gli abiti da sera, che appena qualcuno si alzava perché veniva chiamato, perché era un candidato, si sedevano. Quindi io vedevo gente diversa seduta accanto a me, ogni 5 minuti diceva so io che sto male o c'è qualche cosa che non va. Poi mi hanno spiegato, perché dice se la macchina si gira non deve mai vedere dei vuoti in sala, mi ricordo questo. Poi mi ricordo che quando abbiamo fatto, diciamo, il red carpet, ovviamente i divi americani erano urla, a me a Paolo non ci cacava nessuno. Noi abbiamo fatto proprio una passeggiata come se fossimo stati appunto a Campobasso, andare a pigliare un drink, nessuno ci filava. Poi mi ricordo, adesso non mi ricordo il nome del cantante, però voi mi aiuterete. A un certo punto, mentre facevamo questa camminata per andare al Dolby Theater, ci siamo sentiti picchiare dietro alle spalle questo signore di colore, giovane, con uno smoking strano, cioè la giacca da smoking, poi un pantaloncino corto, dei calzettoni. Scusate, mi fate passare, io devo cantare la canzone. Ed era quel cantante che lanciò quell'anno quella canzone Happy. Come? Farrell. Esatto, lui. Uno dei Daft Punk, no? Dico male, no, non c'entra niente, ho detto una cazzata. Ha fatto un featuring con i Daft Punk. Perdonate, ha già parlato fino a voi, Molière, cose, ma già sapevi, Daft Punk, chi cazzo sa questi Daft Punk? 2 featuring con i Daft Punk, tra l'altro, no? Ne ha fatte 2 con i Daft Punk. Credo che ha cantato anche con i Daft Punk. Sì, io mi ricordo una canzone con lui. Sì. Vabbè, comunque mi ricordo questo. Comunque educato, chiesto educatissimo. Permesso. Posso, e poi ce lo siamo visti sul palcoscenico. Poi mi ricordo l'annuncio e Nicola Giuliano, che è il produttore del film, che mi disse Tony andiamo anche noi, quindi noi abbiamo scavalcato un parapetto e siamo saliti anche noi. E poi devo dire, ma questo insomma era capitato anche a Cannes, eccetera, noi abbiamo un enorme credito che viene probabilmente dalla storia del cinema che ci ha preceduto. Cioè gli americani, cioè, amano molto il cinema italiano e sono molto contenti quando un film italiano conquista qualcosa, quindi diversi grandi attori loro ci sono venuti incontro, ci hanno abbracciato, ci hanno festeggiato. Poi siamo tornati alla vita normale di tutti i giorni. Lì durante la cerimonia si mangia qualcosa? Cioè, come ti danno da bere? C'è no, in sala no. Però quello è un teatro gigantesco, il Dolby Theater. Spero di dire bene, sì, è il Dolby Theater. Dietro ogni ordine di platea ci sono dei bar che champagne proprio a profusione. Okay. Però dovevi uscire fuori, dentro non. Poi dopo c'è il ballo del governatore. Cioè? Ci si balla? Cioè il governatore della California fa un ballo e tutti i vincitori, le vincitrici vanno là, fanno sto ballo. Noi siamo stati pochissimo, poi ce ne siamo andati. Anche perché Padova non aspetta esatto, certo il ballo del governatore. Siamo stati poco. E poi ricordo una telefonata quando a Padova, appunto prima di andare in scena, mi chiama Bernardo Bertolucci che io non conoscevo. E io dico, buonasera maestro, gli do del lei, lui mi dice dammi del tu stronzo, mi dice,
e voleva sapere anche lui, come mi stai domandando tu, com'era stata la cerimonia, le cose, che lui l'aveva stravinto anni prima. Chiedo solo, hai fatto amicizia con qualche attore internazionale? No, Qualche... io ho conosciuto bene... No. No. Ho conosciuto molto bene Sean Penn. Ok. Perché prima ancora che Paolo ci lavorasse, che Sean Penn era il presidente di giuria a Cannes quando il Divo ha vinto Cannes, e quindi lui volle conoscerci. E poi io sono stato anche recentemente, perché il film La Grazia credo che domani o dopodomani esce negli Stati Uniti, e quindi sono andato a fare un po' di promozione in America. E mi sono trovato in una situazione simile, cioè nella serata che precede gli Oscar, in cui vengono dati gli Oscar alla carriera. Ora fai prima a dirmi chi non c'era, perché c'erano tutti, quindi non me li ricordo neanche. E gli attori, non so come spiegare, mantengono un atteggiamento che è prossimo alla inavvicinabilità, cioè sono un po'... Invece i registi sono molto più alla mano, e diversi che ho incontrato conoscevano il cinema italiano, i film, erano contenti loro di farsi una foto con me, che mi sembra ridicolo raccontarlo, ma insomma è così, non so. È stato bello, è un altro mondo, sai, è proprio, non lo so, a Napoli si dice mi sentivo come Pulcinella in mezzo ai suoni, è una bellissima espressione, cioè Pulcinella in mezzo ai suoni, cioè mi muovevo un po', perché è veramente un altro mondo, c'è un'industria molto forte, c'è una legge di mercato molto importante, forse a volte degli attori sono fragili perché sono legati a questo esserci e poi magari nel giro di poco tempo sparire. Non lo so, ho avvertito questo. Invece i registi mi sono sembrati, magari sono quelli che poi hanno più difficoltà a fare un film, a fare un loro progetto, una cosa a cui tengono molto, però mi sono sembrati molto più alla mano, dico Guillermo del Toro, Spielberg, i gemelli Safdie, Ari Aster, cioè erano molto, molto tranquilli. Se posso faccio un'altra domanda. Vai, ti vedo scatenato. Tu viaggi... Cioè, però devi considerare che io guardavo queste cose veramente con uno sguardo, non dico provinciale per carità, ma però è veramente un altro, cioè cadi su un altro pianeta. No, infatti no, questa è un'altra domanda più personale. Tu hai detto che viaggi molto, vai spesso anche in America, ma in tutto il mondo, però hai paura di volare. Come fai? Pasticche. Ti impasticchi, dormi tutto il tempo Allora, ultimamente ho trovato un cocktail interessante che sono pasticche e gin tonic, gin tonic, gin tonic. 3, questo segnate per la ricetta, prevede. Quello devo dire che ti mette a un certo punto, può succedere che cioè non sei in uno stato che non ti rendi conto. Poi approfitto un po', questo mi vergogno molto a dirlo, però approfitto un po' della popolarità, per cui chiedendo sempre le prime file, capita spesso che il capitano esce, ti dà la mano e io penso, posso mai morire con questa camarata a mano? Ma che cazzo è? Stiamo in banca. Vedo che sorrido perché controllo sempre quando va nel cesso, oppure se si piglia un caffè dico basta, stiamo andando alla grande, no? Mi capite? No, perché chi ha paura di volare sta in questa condizione di allerta continua. Io mi ricordo un ritorno da Parigi, cioè, il volo parte e andiamo benissimo. A un certo punto una signora che teneva una gamba tutta stroppiata, tutta ingessata, mi guarda e fa: ma lei è Servillo? Dico sì signora, ma io sono la nipote di Raffaele La Capri, il grande scrittore napoletano. E ci mettiamo a parlare. E a un certo punto viene naturale chiedere: signora, ma che è successo a questa gamba? No, io sono scampata all'attentato del Taj Mahal, quello che c'era stata Taj Mahal, come si dice?
Qua viene fuori a fragola, hai voglia a Molière. Sulla pronuncia sono un disastro. Ma quale attentato era? C'era stato un attentato in India con un sacco di morti. Questa era andata a fare una vacanza in India, ok. si trovava in questo grande albergo e mi ha raccontato che aveva scavalcato sti cadaveri, eccetera. Il volo però era tranquillo, ascolta. A un certo punto arrivati su Napoli, a volte atterrare a Napoli è vento, l'aereo scendeva sul mare e risaliva, e io pensavo, il destino si è accanito con questo. Nulla accisi in India o accirere a Napoli. E quindi io ho tremato per 3 giorni. Sono stato 3 giorni a tremare pensando di aver scampato un pericolo. L'ultima volta siamo andati a presentare un film in Giappone e io sono partito molto teso, nonostante i gin tonic e le pilloline. E invece arriva a un certo punto una signora che si occupava dice il comandante la vuole in cabina. Dico ma non è proibito? Dice no, la vuole in cabina. E questo mi ha cominciato a parlare del suo amore per il cinema, per il teatro, che se stavamo qua mi faceva 2 palle e invece io lo incoraggiavo a parlare, che stavo in cabina con lui. E devo dire che viaggiare in cabina per chi ha paura di volare fa bene, perché loro stanno proprio... parlano continuamente, ci manca poco che parano finestrine e salutano gli aerei che passano a fianco. Cioè c'è un clima così rilassante che tu dici ma veramente non può succedere niente, però tu stai sempre, quando il capitano, il comandante dice incontreremo qualche leggera turbolenza, dici mannaggia ma perché, hai capito? Non possiamo andare belli lisci e vabbè insomma e ci rassegniamo. E questa fama che, diciamo, la fama che ti permette quando voli verso il Giappone di andare in cabina sugli aerei italiani, perché si può venire in aerei giapponesi. Però insomma dall'Oscar poi adesso ti hanno anche il New York Times ti ha messo nei 25 attori ma che ne sa, il comandante giapponese figurati che ne sa il comandante giapponese dici non è lettore del New York Times, ma non credo proprio, cioè avrà cose più importanti. Ma è una fama, diciamo, la fama internazionale è arrivata che tu per l'appunto eri già grande, già attore, e secondo te averla, quindi esserti beccato quel livello di fama già adulto è stata una fortuna? Meglio, perché sei meno stronzo o perlomeno per certi tuoi limiti ci hai fatto già i conti. Credo che fosse Moravia che appunto ha conosciuto con gli indifferenti il successo a poco più di 20 anni, diceva che era una sciagura diventare famosi molto giovani, può essere una sciagura e d'altronde la storia dello spettacolo è piena, cioè si arriva in maniera poi insomma fama. Però vabbè, insomma notorietà molto alta. Quella che ti consente col comandante italiano dell'Alitalia o di ITA di dire ma voi mi portate a New York, ma siamo sicuri, ma state tranquilli. Ecco, quella me la godo. Ma da dopo l'Oscar immagino arrivano anche, cioè, i no ai copioni di cui parlavamo prima, alcuni di quei copioni sono anche internazionali, immagino. Sì, io non parlo una parola di inglese, quindi per questo enorme limite che ho mi sono visto costretto a dire no, perché tra l'altro non parlo piuttosto bene francese, ho fatto dei film in Francia o con dei film italiani, però recitando in francese. Per esempio è nata anche una bellissima amicizia con Daniele Oteille, per esempio avevamo nelle confessioni di Roberto Andò delle bellissime scene in francese, poi purtroppo in Italia è stato distribuito doppiato, però era in francese. No, avrei un'enorme difficoltà a recitare in una lingua che non è la mia, perché faccio già difficoltà a trovare certi contenuti espressivi, efficaci nella mia, che è un doppio salto mortale, a meno che tu non sei proprio cresciuto dentro un'altra lingua, ti è talmente familiare per cui certi meccanismi li applichi naturalmente a un'altra lingua, ma altrimenti no. Quindi, scusa,
No, scusa, volevo solo aggiungere, poi tra l'altro, cioè, insomma, bisogna anche accontentarsi. Sono molto contento di quello che ho avuto la fortuna che mi accadesse, per cui non ho mai pensato. Abbiamo fatto dei bellissimi film italiani che hanno conquistato un interesse internazionale, no? Gomorra, Il Divo, La grande bellezza. Va bene, per me va bene. Ti è capitato però di lavorare anche con grandissimi attori internazionali su set italiani, penso a Dustin Hoffman o anche a Jean Reno. Jean Reno poi parla abbastanza bene italiano. Sì. Vedere Dustin Hoffman, il grandissimo Dustin Hoffman su un set italiano, quindi diciamo ospite su un set italiano, come è stato? Un'emozione molto forte, stemperata da lui, che come tutti i grandi attori sono delle persone molto semplici generalmente. Lui si è avvicinato, il primo giorno che ci siamo conosciuti, conosceva il film di Paolo, La grande bellezza, e ha fatto naso e naso. Ha detto grande naso, grande attore, grande naso, grande attore. Forse l'ha fatto per mettermi a mio agio. No, uno immagina che chissà quali cose ci siano dietro, in realtà poi ci sono delle persone semplici, immediate, concentrate sul loro lavoro. Magnifico. Jean Reno di una simpatia straordinaria e Daniele Auteuil è un grandissimo attore, anche un carissimo amico, anche un bravo regista. No, prima hai detto sei stato doppiato tu cioè anche, io mi sono doppiato. Da solo, ok. Io mi sono doppiato e Zingaretti doppiava Auteuil, devo dire magnificamente, Luca Zingaretti. Però non sei stato mai doppiato da qualcun altro? Ho visto no, nei film italiani? Sì, no. No. Ok. No. Ho visto a volte con le tournée teatrali, vedevo dei film in Germania, mi sono visto doppiato da un tedesco, faceva un effetto strano. Anche in Russia, perché in Russia parlano. Sì, tipo voice over. Beh, io adesso è parecchio che non ci vado, ma insomma sono andato a recitare spesso a Mosca, a Leningrado e sì, c'è la voce off che parla e commenta. Sì, mi è capitato di vedere qualche film nelle loro televisioni doppiato. E vederti in tedesco come stavo? Ci hai detto questo? Vederti? In tedesco, cioè dicevi questo non è... No, la voce era abbastanza simile. Ci stava, la voce okay. era abbastanza simile, sì. Beh, insomma, era abbastanza simile. Sì. Tra l'altro posso approfittare per fare una polemica mia. L'altro giorno su Netflix volevo vedere un film medio brutto e lo sapevo che era medio brutto. Ero da solo a pranzo e mi volevo vedere Now You See Me Too. Il primo era un film ok su dei tizi che fanno le magie e fanno dei colpi, delle rapine. Il 2 sarebbe stato ancora più. Però ci hanno messo l'attore di Harry Potter e ho detto tanto basta a Daniele Tinti per spendersi un pranzo. E c'era solo in italiano. Cioè adesso non te lo fanno più vedere in lingua originale. Addirittura. Sì, che comunque ti costa di meno. È polemica mia, però già l'odio me lo sono dovuto vedere, per così diciamo pure in mezzo Prime Video, in italiano, che comunque l'odio te lo puoi vedere in francese. Odio il film. Sì, e te li fanno vedere solo in italiano adesso. È drammatico. Appello, adesso ho approfittato della fama. Non va bene affatto. Stefano, un'altra domanda. Hai citato il Giappone, io ho visto una tua intervista. Su questa domanda ti lascio con Stefano un secondo. Vai. Bravo. Ho visto un'intervista che hai fatto con Igor, che salutiamo, in cui parlavate di fumetti. Sì. Dicevi che l'hai approcciati, diciamo, in età adulta, ma tu ancora adesso, cioè, da quell'intervista li leggi, hai continuato oppure è stata una fase? No, allora con Igor è nata un'amicizia perché lui aveva scritto questa sceneggiatura tratta da un suo fumetto molto famoso che si chiama 5 il numero perfetto e non avrebbe dovuto dirigerlo lui. Inizialmente doveva essere soltanto lo sceneggiatore. La ricerca dello sceneggiatore, del regista, fu faticosa e io ho avuto solo il merito di dire ma fallo tu e alla fine l'abbiamo fatto. Poi la passione per il fumetto mi viene dalla passione che mio figlio ha per il fumetto, che insieme a Igor ha creato un canale su YouTube che si chiama lezionidifumetto.it, dove raccontano questo mondo in tutte le sue declinazioni, dal manga ai fumetti americani, ai grandi autori italiani. Recentemente hanno dedicato un numero a
a Pazienza, che ha avuto un enorme successo. E io grazie a loro ho cominciato a leggere qualcosa, ma non mi posso dire un appassionato. Ho scoperto però, e mi sono innamorato di un autore come Taniguchi. In Italia ho scoperto Giardino, Gipi, però non sono cresciuto con la cultura, cioè leggo ancora letteratura piuttosto che fumetti, però ho capito grazie a loro che, come dicono loro spesso, tra il serio e il faceto è la nona arte, cioè in alcuni casi è veramente un'espressione artistica altissima che non ha niente da invidiare alle altre, insomma. Perché poi hai girato anche molto questo video in cui tu parlavi di Dragon Ball. Sì, ma questo con appunto in una puntata di lezioni di fumetti. Sì, perché mi avevano fatto capire, perché poi io non capivo bene la differenza tra i manga e gli anime, poi quando me l'hanno spiegata, nel confronto tra il manga e l'anime, il manga era decisamente superiore all'anima nella versione di Dragon Ball. Ma Dragon Ball poi lo vedevano i miei figli quando erano piccoli, quindi a me un po' mi ritornava la sigla, insomma, in testa quando lo vedevano. E poi tra l'altro sempre in quell'intervista avevi anche citato a un certo punto Akira, perché dicevi che l'avevi visto in una trasmissione di Enrico Ghezzi in fuori orario. Non ti volevo, intanto volevo chiederti se l'hai visto poi Akira effettivamente, se ti aveva incuriosito e se poi... No, mi ha incuriosito, l'ho visto, ne hanno parlato a lungo Igor e mio figlio in lezioni di fumetto, e poi ne ho parlato a lungo con Sollima, con Stefano Sollima, che è un grande appassionato anche lui di fumetto, in particolare del film Akira. Però ti ripeto, mi fai andare su un territorio su cui per capire. Non sono così... Però... Ne riconosco tutti i meriti, il valore, l'importanza. Cosa ho visto recentemente? Sì, adesso non mi ricordo il nome, che loro hanno dedicato una puntata a un autore, tu mi puoi aiutare, che ha imitato cioè da cui Nolan ha preso molto per Inception. Satoshi Kon. Sì. Ecco, io non conoscevo questo film bellissimo, di cui ho visto alcune sequenze, mi sono sembrate meravigliose, mi è sembrato proprio che fossero delle sequenze dove Nolan, insomma, per Inception ha preso proprio a piene mani. Qual è? Paprika? Sì, Paprika. Tu sei esperto, io sono molto... Io un po', no, poi in realtà il libro da cui ha preso Paprika l'ha fatto un autore su cui ho fatto la tesi, quindi vabbè, comunque è bello. Lo salutiamo, ancora vivo penso. L'autore è ancora vivo, ci segue anche sempre. Sì. Come si chiama? Tsutsui Yasutaka. Mi segue su Instagram. Ciao Tsutsui Yasutaka. Con passione. Salutiamolo. No, però volevo invece chiederti di Enrico Ghezzi, perché comunque tu dicevi lì che era cioè scoprivi delle cose, dei film. Enrico Ghezzi è una persona che per la mia generazione ha contato tantissimo, fondamentale, soprattutto non solo per lo sguardo che ha avuto sul cinema e non solo sul cinema, perché Enrico è anche un profondo conoscitore di teatro e delle arti in genere, cioè con Enrico si poteva parlare di musica. Io poi sono un grande appassionato di musica classica, quindi noi avevamo molti amori in comune. Ricordo una serata bellissima in cui parlavamo dei preludi di Scriabin, cioè una persona con cui potevi parlare a 360 gradi di tante cose, ma è importante per la mia generazione per fuori orario, perché io sono debitore a Enrico guardando fuori orario della scoperta di autori e di un cinema che in Italia non si vedeva. Dico un nome su tutti, il grande regista georgiano Parajanov, no? Fu una scoperta, e anche la rilettura che lui proponeva di maestri del cinema che però erano offuscati dai grandi, faccio il caso di Chabrol, no? Per esempio, o Clouseau, no? Grazie a Enrico, insomma, c'è stata una capacità di mettere insieme più cose o di scoprirne di nuove che per la mia generazione è stata fondamentale. Bello, salutiamo Enrico Ghezzi. Un grande abbraccio.
Ci sono alcune rubriche in questo podcast. Nella prima delle rubriche chiedo all'ospite che rapporto ha, se ce l'ha, con la marijuana. Non sono mai stato un grande consumatore, anche se, essendo un insonne, so che aiuta molto. Però io quelle volte che l'ho fumata ho avuto l'effetto contrario, cioè mi sono sentito... Anzi, Sì, lo fa. Addirittura una sera in un alberghetto dietro il Teatro Argentina, eravamo io e lo scenografo di uno spettacolo che stavamo provando, che sarebbe dovuto andare in scena, io ero convinto che sarei morto ridendo. Ho riso talmente tanto che ho detto vabbè, e poi è curioso che sto morendo, cioè te lo dicevi, però ridevo convinto di morire. E nonostante questo poi non hai detto proviamo di nuovo a vedere se... No, perché ho sempre preferito un'ebbrezza che veniva dall'alcol, dal vino, da un superalcolico. No, non è una passione che... Poi mi è capitato in delle tournée in Venezuela, che mi ricordo che in Venezuela era anche imbarazzante perché ci facevano le domande. La prima domanda che ci facevano: che pensate delle nostre donne? Noi che andavamo là preparati su quello che dovevamo dire sugli spettacoli. Poi ci ho riflettuto che in realtà per molti anni la Miss Universo era sempre una venezuelana, quindi loro avevano questo grande orgoglio sulle loro donne e volevano sapere la nostra opinione mettendoci in difficoltà, e poi facevano dei regali in Venezuela, in Colombia, e potete immaginare che tipo di regali. Sembravano le caramelle du four, quelle io me le ricordo io perché ho 66 anni, ma forse qualcuno se le ricorda, no? Queste palline, e le buttavano sul letto. Cioè ti portavano in camera, ti facevano la camera e poi ti lasciavano un pensierino sul letto. E lì c'è stato un momento in cui un po' ce la siamo spassata brevemente. E mi ricordo che, tanto non facciamo male a nessuno raccontando queste cose, credo. No. Ci muovevamo da Caracas a Bogotà e sul nostro stesso aereo viaggiava la compagnia di Lindsay Camp. Noi fummo avvertiti prima dicendo: guardate che la polizia colombiana non è tenera, quindi fu buttato tutto quello che si doveva buttare. Lindsay Camp invece ai controlli tirò fuori una patata, ma grande così, e quando questi qua tentarono di sequestrarla, lui aprì la bocca e se la inghiottì. E io poi l'ho collegato a un teatro dove sono andato a recitare. Il martedì debuttavo lì io e lui era stato 2 settimane prima, quindi fino alla domenica precedente. Io avevo lo stesso camerino che aveva utilizzato lui, sono entrato dentro, è come se mi fossi fatto una canna, cioè le mura erano impregnate di fumo. Queste sono state le brevi esperienze, poi dopo non ne ho avute. Quindi l'hai Ho salato. fatto molti film dove pippavo, insomma, ma Certo. ma era mannite, per cui portava problemi Che tu? legati, a una Alla vostra prossima rubrica che vi appassiona, che è quella della coprofilia. Vedi, ci siamo arrivati naturalmente. Finalmente le 2 rubriche che si parlano. Perché sull'uomo in più io tiravo mannite e dicevo: ma siamo sicuri che poi non resto sul cesso per una giornata intera? La mannite, no, è quella, è un lassativo. Sì, insomma. io su un film, il film di Michela Giraud, io pure ho convocato sul set alle 7 di mattina, alle 8 di mattina pippavo mannite in una scena che poi è stata anche, posso dire, criminosamente tagliata, perché avevo dato tutto.
Eravamo io e l'altro attore, diciamo il coprotagonista, a chiederci: ma alle 8 di mattina non ci cagheremo addosso? E un tecnico ha detto: state tranquilli, io ho lavorato sul set del Romanzo Criminale, queste se ne sono pippati 2 chili, non si è mai cagato sotto nessuno. Ho detto: vabbè, maestro, allora se lei ci benedice noi procediamo. C'è una rubrica in questo podcast che si chiama Cacare in discoteca, per cui chiediamo all'ospite se ha un aneddoto di una volta in cui è capitato di andare in bagno nel momento peggiore, nel luogo peggiore. Non deve essere per forza una discoteca. Hai un aneddoto di questo tipo che ti va di condividere? Svariati. Non so quanto possono interessare. Siamo tutti esseri umani, dopo tutto. Di varia natura. Uno cerco sempre di equilibrare. Certo, l'equilibrio è la cosa più Uno importante. che può far pensare a un grande scrittore napoletano, Domenico Rea, per l'atmosfera, il clima. Io sono cresciuto in questo paese che adoravo da ragazzino, a Fragola, che è stata un po' la mia isola di Arturo. Si viveva quasi nudi per strada, le strade non erano asfaltate, si correva da un palazzo all'altro, c'erano gli animali che andavano da un palazzo all'altro, insomma una vita selvaggia. Io andavo a fare le conserve di pomodoro da mia nonna e vivevo in una sorta di felice gineceo, perché ero circondato da cugine bellissime a cui io facevo la ceretta. Vabbè. Quando la più grande mi chiedeva: Doni, muovo fa la ceretta? Io già lì era... Vabbè, si squagliava sta ceretta nel pentolino, si alzavano la gonna, cominciavi a strisciare, questa è bellissima. E io vivevo nell'adorazione di un fratello di mio padre che si chiamava Ernesto, che era un ferroviere in pensione, di quelli che avevano un cassetto da cui tiravano fuori gli arnesi, sapevano aggiustare qualsiasi cosa, per cui per me era una specie di proprio un mito, che tutte le mattine beveva un uovo crudo e poi si lavava la faccia e la testa in un bacile all'aperto, fosse inverno, fosse estate, e poi si passava questa brillantina Linetti, non so perché faceva questo gesto. Questi denti. E poi la cosa che mi piaceva vedergli fare è che io dormivo in un lettino accanto a lui e lui leggeva 4 ruote, perché era appassionato di automobili, e a letto fumava. Quindi io lo vedevo che con un braccio e poi faceva fare alle sigarette questa parabola nell'indifferenza di chi avrebbe dovuto pulire il giorno dopo, e buttava queste sigarette al centro della sala, ma con un'indifferenza bukowskiana, cioè io trovavo incantevole quel gesto. Però poi lui dormiva con una camicia da notte e portava una panciera, pur essendo magrissimo, per ragioni di salute. La notte faceva delle scorregge, ma così sonore che era costretto ad alzarsi dal letto. Io lo spiavo da questo lettino più basso. Lui si alzava la camicia da notte, alzava la panciera e... ma che veniva fuori da un culo piccolo, magro, bianco. E siccome noi avevamo, io avevo 2 zii zitelli, quindi uno stava in una prima camera, poi c'era una sorella con il marito in una seconda camera, poi c'eravamo io e questo mio zio, poi c'era un'ultima camera dove stava mia nonna con le cugine. Partiva questa scorreggia sonorissima e io sentivo mia nonna di là che faceva «Erre, che?» E lui, rimettendosi a letto, diceva «Dormite, mamma». Questo c'ha
È bellissimo. Un che di... Ma è mega poetica questa. Sì. ma è... Perché comunque il centro della vicenda è questa eruzione. Certo. Nello stesso palazzo, voi sapete cos'è il leopardo? L'animale? No. No. Nella comune conoscenza è l'animale. Ma a Napoli, o meglio, ad Afragolo, il leopardo è nata cosa? Quando io ero piccolo, da mia nonna non c'era... o forse c'era un frigorifero che conteneva poche cose, quei frigoriferi Fiat che si riempivano subito. Per cui d'estate, quando volevi mettere al fresco un melone, un'anguria, no? Venivano quelli là a portare il ghiaccio. E quindi questa roba, soprattutto la frutta, si conservava in queste grandi lastre di ghiaccio. E allora veniva quello che portava il ghiaccio, veniva quello che doveva potare il giardino, veniva quello che veniva a fare insomma, venivano diverse persone di servizio o garzoni e c'era un bagno con un cesso alla turca nel cortile dove questi qui andavano, che non era il bagno, e attaccato a un filo di ferro per far tirare lo sciacquone c'era il leopardo, che era una pezza che usavano tutti per nettarsi in comune, e che si chiazzava come il manto di un leopardo. Io ho sentito per anni dire a mia nonna, alla figlia che si chiamava Carmela, "E cagnato un leopardo?" E io dicevo, o mi trovo in una specie di sogno salgariano, lisergico, per cui c'è stanno un leopardo, oppure che resto un leopardo. E invece il leopardo, pensa la bellezza, no? È questo. E questo è il leopardo, sempre legato all'argomento che vi interessa, che vi sta a cuore. ma anche questo mega poetico comunque, cioè è bellissimo perché... Andiamo un po' più... Un altro per onorare la memoria di mio padre. Struscio sul corso della città, Caserta, struscio serale di sabato. Gli uomini di qua, le donne di là. Ancora era così, ci guardiamo, che le mi piace, che le non mi piace, che le maite sì, che le maite no. A un certo punto, durante questo struscio arriva un attacco. Ma di quegli attacchi che ti fanno correre a casa. Corro a casa, busso, senza chiedere chi è, mio padre apre, metto nell'ascensore, si apre l'ascensore, busso, mio padre apre e fa, Tony, e faccio, papà. Un bellissimo ricordo. Così... Però è bastato, capito? Cioè io dico ce la faccio. Tony, papà. Certo, quella è la casa e la figura paterna. Quel papà, il caldo, cioè a un certo punto che l'ha da Iaro a Dai. Sì, sei a casa. È un bellissimo ricordo. E, Poi, se posso dire il post, cioè papà... grandi risate di mio padre, perché ovviamente camminavo così. E poi ce n'è un'ultima che mi ricordo, perché appunto mi sono un poco, visto che a voi siete appassionati, ma d'altronde Mozart era coprofilo, perché non lo potrebbero essere loro? Ma no? certo, ma oramai loro, io sono... Cioè, aspetta, che è la Mozart. mia maledizione. Nelle lettere di Mozart sono frequentissime le passioni per le cacche, cioè lui chiede spessissimo alla sua fidanzata o la cuginetta o quella che poi sarebbe diventata sua moglie, hai fatto la cacca stamattina, come la tua cacca che forma, ma è pieno. Ah, non lo sapevo. Vedi. Quindi state in ottima compagnia. Ah, certo. Andatevele a leggere, sono pubblicate. No, poi ce n'è un'altra invece legata appunto alla mia frequentazione all'università, perché stando a Caserta io dovevo prendere un treno alle 5 del mattino
che arrivava dopo 3 ore a Roma per seguire la lezione alle 8. C'è un antefatto. Io sono sempre stato il cocco di mamma. Ci sta nelle famiglie una mamma che capisce che preferisce un figlio, poi li vuole bene a tutti quanti, però c'ha una passione. E io e i miei fratelli dormivamo tutti quanti nella stessa stanza. Io ho un fratello che è un bravissimo cantante, Peppe, degli Avion Travel, è un po' più piccolo di me. Io mi dovevo svegliare alle 4 e mia madre si svegliava alle 4, andava vicino a mio fratello Peppe e gli diceva: Peppe, sai tuo fratello a che ora si deve svegliare? Potete immaginare la reazione di mio fratello. Dopodiché mia madre mi preparava il cosiddetto zuppone di latte. Quindi io ingurgitavo questo zuppone di latte e poi fai conto, dovevo andare a fare l'esame, un esame di psicologia evolutivo, di fisiologia. Quindi scendo di casa, freddo. Già alla stazione questo zuppone di latte comincia a fare il suo dovere. Poi c'è un cambio ad Aversa. Si deve prendere un altro treno per arrivare a Roma. Quindi che fai? Con il freddo vai nel bar, ti prendi pure un altro cappuccino, una brioche. All'altezza di Formia il problema diventa impellente. I cessi dei treni di allora non erano quelli che ci stanno adesso, che somigliano un po' a quelli degli aerei, che fanno quello quasi come se tu ti mettessi vergogna, no? Cioè tirano, dice tu non devi vedere. Noi vedevamo i binari. Cioè un buco che ti faceva vedere i travertini. Per cui tu vedevi questo buco, cesso ghiacciato, un freddo. Tu tenevi in testa l'esame che dovevi fare e però anche questa esigenza impellente. E allora come la risolvevi? Artisticamente. A un certo punto davi e usciva quella che a Napoli si chiama, con un'espressione meravigliosa, o maniche martiella. Cioè, o maniche martiella sarebbe questo stronzo duro e lungo che andava a finire direttamente sul travertino e si manteneva nella mia fantasia in bilico fin quando avevamo sorpassato Formia e quelli che aspettavano il treno successivo vedevano sto stronzo di merda che faceva po. E su questo aneddoto non posso che chiedervi un ultimo applauso per Tony Servillo. Grazie, abbiamo scherzato. Storie bellissime. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te. Se vi fate anche un applauso a Stefano Rapone, Delle Tinti. a The Comedy Club Hacienda, fatevi un applauso a voi che siete venuti questa sera e un altro applauso grazie all'ospite di questa puntata. Grazie a voi, grazie. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.